Cindy scritto come pronunciato, Manusci con la S, l'H e la I senza la C. Si presenta così nel suo profilo personale Facebook con una modalità che annulla le distanze, che è capace di far leggere i tratti di un carattere schietto, determinato, serio. 31 anni il prossimo luglio, avvocata civilista Cindy Manusci da 2 giorni è la nuova sindaca di Pieve di Cadore e sono già giornate frenetiche, passaggio di consegne con l'uscente Giuseppe Casagrande e conoscenza degli uffici, i primi compiti istituzionali. Nei prossimi mesi l'importante è procedere proprio per impellenze, quindi provvedere prima alle questioni pendenti, quelle più irrisolte al momento, e proseguire quelle che derivano appunto dall'amministrazione uscente, dopodiché si penserà alla realizzazione del programma. Che è molto ambizioso, rivolto al futuro, ai bisogni della persona e del paese, che richiede l'apporto di risorse straordinarie. La squadra di Pieve Futura si è mobilitata ed è impegnata con scrupolo, spinta dall'urgenza di amministrare la cosa pubblica con serietà ed dedizione, perché amministrare la cosa pubblica, afferma Cindy Manusci, è un'attività sacra. Superare il quorum, lo scoglio più sofferto. Nel momento esatto in cui ci hanno comunicato che il quorum era stato appena raggiunto è stato un momento di grandissima gioia che sarà chiaramente memorabile per tutta la vita. Ecco, è una cosa collettiva però che ho spartito con il gruppo, come tutte le difficoltà, le gioie di questo periodo. Una squadra che unisce l'esperienza di chi conosce la macchina amministrativa all'entusiasmo di un gruppo di giovani. Non sono appunto fan accanita, dicevo, del giovanilismo puro, perché poi alla prova dei fatti, insomma, occorrerà amministrare e in qualche modo noi abbiamo bisogno del sostegno delle persone che questa cosa non hanno fatto prima di noi e che possono in qualche modo indirizzarci al fine di fare al meglio il nostro dovere. Questa esperienza si deve tradurre in una grande opportunità per Pieve e non soltanto una mera scommessa personale.